Aveva un tasso alcolemico ben al di sopra del limite consentito, 2,09. La soldatessa americana di 20 anni di stanza alla base di Aviano, che era alla guida dell'auto che domenica notte ha travolto a Porcia il quindicenne Giovanni Zanier, deceduto poco più tardi. È quanto emerso dagli accertamenti a cui la ragazza è stata sottoposta dopo la tragedia. Per lei ora un'accusa di omicidio stradale e un processo che potrebbe tenersi lontano dall'Italia, negli Stati Uniti. Nel frattempo le indagini continuano perché c'è un altro aspetto che dovrà essere chiarito nella ricostruzione. In quel punto i lampioni lungo la strada erano spenti, decisione del comune di Porcia per tagliare i costi legati all'energia elettrica. Se il buio possa aver influito sulla dinamica dell'incidente, solo gli accertamenti degli investigatori potranno chiarirlo. Quella di spegnere le luci, ha sottolineato lo stesso sindaco di Porcia, è stata una scelta fatta nel pieno rispetto della normativa e del codice della strada. E sono tanti i primi cittadini che si trovano costretti a prendere provvedimenti simili per contenere le spese comunali, in un equilibrio sempre più delicato tra bilanci da far quadrare e la sicurezza dei cittadini da garantire. Può capitare che il sindaco adotti dei provvedimenti, delle misure per limitare le spese, vedi lo spegnimento dei lampioni in determinati orari, e può capitare, perché il sindaco incrocia sempre le dita perché questo non accada, però può capitare che magari si verifichi l'incidente. E da qui ecco che chi risponde è il sindaco, perché dovrebbe sempre garantire magari la pubblica illuminazione, ma dall'altro lato se non ha le disponibilità economiche per farlo, perché è in estrema difficoltà, Una questione che si protrae da sempre e che toglie il sonno ai sindaci, oltre a demotivare chi vuole spendersi per la cosa pubblica, continua Venturini. e perché il sindaco poi è il soggetto che prende le decisioni e che deve gestire e amministrare le risorse economiche di un comune, ma dall'altro lato è anche il soggetto che deve garantire la sicurezza nel proprio comune. Ed è difficile far conciliare, far coesistere insieme queste necessità, e qualcuno viene chiamato a rispondere e di solito è sempre il sindaco.